Ma sei sicuro che sia qua il nuraghe crabia? Perché qui io non vedo traccia. Sì, l'applicazione di Nurnet mi indica che è qua vicino, quindi dovrebbe essere qua dietro. Ah, ok. Ma allora, se lo dice Nurnet, possiamo andare. Quindi, ragazzi, che volete fare escursioni, vi invitiamo a scaricarvi l'applicazione di Nurnet Maps. Come vedete vi mostra la Sardegna, poi potete scegliere in che modalità visualizzarla, se normale come in questo momento, satellitare o rilievo. Poi con due dita potete zoomare sulla zona che vi interessa della Sardegna. Noi in questo momento ci troviamo nella provincia di Oristano, quindi zoomiamo su Oristano e come per magia compariranno tutte queste icone che vi stanno a indicare i nuraghe, Domus Deiana, Tombe dei Giganti, Meir, Dolmen, Pozzi Sacri e tutti i monumenti presenti nella zona. Altrimenti potete fare ricerca, scrivere il nome del nuraghe o monumento che vi interessa. In questo caso noi dobbiamo andare a vedere il nuraghe Crabia, quindi scriviamo Crabia, cliccate su cerca, ecco i risultati, nuraghe Crabia, e vi dà tutta la descrizione di questo nuraghe. Poi cliccando su questo simbolo vi uscirà mappa centrata su questo punto, tornate indietro e nella mappa vi comparirà il nuraghe Crabia. Ora noi in questo momento ci troviamo in questo punto della mappa qui, quindi dovremmo fare tutto questo sentiero che ci porterà appunto a nuraghe Crabia. Va bene? Quindi scaricate l'applicazione di Nurnet Map. E ora ci avviamo e vi faremo vedere il nuraghe Crabia. E siamo a? Siamo a 8 nuraghe visti dall'inizio. Siamo a? Siamo a secco con la benzina. No, siamo a? Dov'è che siamo? Siamo a Bauladu, provincia di Oristano, e tra poco vedrete il nuraghe Crabia. Ma subito dopo la sigla. sigla. Mi sono incriccato, mi tiri su per cortesia. Oh, mamma mia. Fai?
Poche parole servono per descrivere questo nuraghe crabbia. Un nuraghe che, come potete vedere, ha una colorazione veramente splendida. Un nuraghe che è monotorre e che possiede al suo interno ben due scalinate, una che porta alla sommità e un'altra che si ferma al piano ammezzato per poter facilitare la comunicazione con le persone che si fossero trovate all'esterno del nuraghe. Troviamo subito sulla parte destra una piccola camera. Ci conviene ora entrare subito all'interno della parte centrale. Ecco, nella parte centrale possiamo vedere una tholos, una cupola ancora perfettamente intatta, perfettamente chiusa. Abbiamo al centro tutta una serie di massi che non sappiamo quando siano stati collocati. Ed ora andiamo alla ricerca delle due famose scale. Proviamo con questa. Sembra che si tratti appunto della prima scala. Non vi nascondo che ci vuole un pochino di coraggio per affrontare questa cosa. Allora, siamo arrivati su in alto. La scala termina qui. Dobbiamo fare molta attenzione perché qui c'è subito un buco che appunto mette direttamente in collegamento anche il nostro corpo fisico, se ci caschiamo dentro, con la parte dell'ingresso, e quindi direi che possiamo anche tornare indietro. Ecco, veramente l'emozione è assolutamente forte, fortissima, perché comunque stiamo facendo tutto in diretta, stiamo facendo tutto per la prima volta assieme a voi. Non siamo mai entrati prima d'ora all'interno di questo nuraghe per poterlo studiare preventivamente. E ora ci accingiamo a visitare questa seconda apertura, che è, diciamo, limitata ad una stanza semplice, anche questa leggermente a forma di cupola. Bene, procediamo con la visita di questa quarta nicchia, di questa quarta stanza. Ecco, vedete che si tratta anche questa di una stanza isolata che non porta da nessuna parte. A questo punto, se la matematica e la logica non sono un'opinione,
ma spesso purtroppo lo sono. Questa dovrebbe essere la via che ci porta alla scalinata più lunga e che ci permette di arrivare fino alla cima. Per fortuna riusciamo a vedere subito la luce. Bene, procediamo, vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare e con una gradita sorpresa siamo in cima al nuraghe stesso. Bene, per ora vi salutiamo, vi invitiamo assolutamente a vedere questo nuraghe e ad iscrivervi al nostro canale. Grazie veramente, a presto.